Cari telespettatori di Sicilia Cabaret, ci troviamo alla fiera di Catania. Adesso vediamo se c'è qualcuno che segue Sicilia Cabaret. Ciao. Ciao Mbare. Segui Sicilia Cabaret? Sì, certo, è bellissimo. C'è qualche personaggio che ti piace? Sì, mi piace quello rap. Aghiz, sì. No. No. Va bene, un bacio, ciao, Catimunnizza. Buonasera. Ciao, ciao. Ciao. Segui Sicilia Cabaret, tu da lì, tu Sicilia Cabaret? Certo, non mi piace. Tu da lì ti piace? C'è qualche personaggio che ti piace? Certo, ma mi fa piacere per esatto, da fuori. Allora facciamo una cosa, visto che ti fa piacere butta fuori, chi si batto te so? Esci di qua, fatti. Esci. Ci piace, butta fuori. Ciao. Ciao. Segui Sicilia Cabaret? Sì, lo seguo, sì, molto Metti divertente. un po' giocare? Ma adesso diventi un po' meglio. Però, sì, ma diverto, perché quando mi vedo mi diverto, c'ho passato. Ah, ti piace, ti diverti? Sono molto attori bravi, poi sì. Ah. Mi seguo facilmente, sì, perché Va mi bene, piace. dai. Che in passatempo che mi Oh, piace. basta! A posto. Non parlare più, che pare sempre dove pare. Mi dice, scherzo, un bacio. Ciao. Pare, tu vieni Sicilia Cabaret? Chi è? Dai, Si vai, mangia? va, si mangia! Che si mangia? Ma un piatto con spaghetti che ongolo, va, che mangiamo! Ok, grazie. A poi pa io, pa! Ok, a Catania Sicilia Cabaret va forte, eh? Un saluto da Salvo Palumbo, da Catania è tutto, linea allo studio. Ciao! Siamo qui! Stiamo cominciando! Allora ragazzi, subito dopo la pubblicità, caro Marco Livigni, ci sarà la quinta puntata di Sicilia Cabaret con tutti gli attori. Un in bocca al lupo e tutti insieme al mio 3 diciamo Sicilia Cabaret. 1, 2, 3, Sicilia Cabaret! Non cambiate canale, 10 di digitale terrestre, stiamo arrivando, quinta puntata. Isla Bonita, regno delle tue Sicilie, Sicilia Cabaret, Frank Carpentieri. Vieni compare che abbiamo da fare, piglia una stella che voglio addumare, miri del cuore per questa occasione, questa è la isla dell'emozione. Qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giuro e tu metto davanti, forza vincente ma con le tante. Sotto su Sicilia Cabaret, lai 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 lai. Sotto su ballare e ridere, lai 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 lai. Sotto su, Vieni con pa, sotto su, sotto su, vieni con pa, sotto su, pizzo, no grazie, munnizza, no grazie. Sotto su Sicilia Cabaret, lai 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 lai. Sotto su ballare e ridere, lai 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 lai. Minchia che siamo fusi. Buonasera! Benvenuti! Prima puntata di questo anno nuovo 2018. Salutiamo le bellissime ragazze delle selezioni di Miss Mondo e la nostra Deborah, che vedete faccio la distinzione. Le Certo. bellissime ragazze. Grazie. La nostra Deborah. Ringraziamo i nostri partner A14 per l'outfit di Matranga e Minafò a Palermo in via Villa Reale 68. Per il mio outfit Charm a Palermo in via Villa Reale 72 e per i nostri LED wall a Palermo ringraziamo Decibel in via Umberto Giordano 35. Ma salutiamo colui che no, perché non lo salutiamo mai, è l'unico uomo in mezzo a tutte queste donne. Bravo. E quindi cominciamo la serata, Sì. alla grande. Cominciamo. Andiamo. Lei. Buoni propositi per questo 2018. Sì, anno nuovo, vita nuova. Ho deciso, Tony. Mi ritiro. Ci fai questo favore a tutti. Mi ritiro come comico, ma voglio essere una persona, voglio aiutare la città, voglio fare qualcosa per la città. Mamma mia, ragazzi.
Grazie, mi ritiro. Per la E città. allora io avrei un po' di idee, perché secondo me la vai. città ha bisogno di un aiuto. Vai. Io ho fatto un giro in questi giorni per la città di Palermo e volevo dire a tutti coloro che venissero a Palermo che c'è una gran bella città, ma poca informazione. Ci vorrebbero dei punti info che decidono che cosa c'è, che ti dicono cosa c'è la sera, teatri, musei aperti e tutto quanto, dei punti info. Secondo me è un progetto che si potrebbe fare con 150.000 euro. Quanto? 150 euro punto info. Ma i punti info ti spiegano dove sono i musei, dove sono i teatri. Ma la gente non ce ne fotte un cazzo. Ma qui ci aiuto mai un museo. Ma papà, cioè, ma stai scherzando? Il punto info è una scommessa. Senta a me, io mi apro un punto SNAI. No, voglio scommesse. Vabbè, allora facciamo una cosa, leviamo questa cosa e facciamo una sicurezza nelle strade del porto. Questo mi ci piace sono di tutte più. queste donnine Bravo. che fanno questo lavoro Bravo. così. Allora ci vuole una sicurezza che li toglie un po' dalla Li strada. togliamo. Questa con 100.000 euro la fai perché... Quanto? 100 euro per lavare quattro cristiani. Ma papà, ma togli tutte le donnine dal porto. Sì, ma a me mi pare male. Chi? Ci travaglia mezzita. Volevo pagare l'affitto il suo mese. No, leva sti cristiani che levano cristiane. Un'altra cosa per la città. Allora facciamo che andiamo nelle ville e togliamo tutta questa cacca che lasciano i cani. Questo sì. Perché questa è una cosa che Questo sì. non si può vedere. Sì. Palermo città della cultura. Sì, e sì. quindi è giusto che con 50.000 euro questa cosa... Quanto? 50.000 euro per lavorare, ma io sto fuori. Togli tutta la cacca dalle ville. No, ma è utile. Perché? È utile come concime. E poi a me mi serve. Perché? Una volta ci cacavo pure io. Leva i cane, leva la cacca, leva tutto. Quanti soldi vuoi mettere per sistemare la città? 50 euro. Fai una cosa, vai a chiamare la monnizza. E per la città? E ti acchi pure tu. Cominciamo con i Babbaluci! Eccoci qua, dottore, buonasera! Buonasera, cosa abbiamo? È un incidente sul lavoro, questo elettricista ha preso una scossa elettrica mentre lavorava a Chattesaro pure i capid. 220 volts? Una volta solo c'è bastato, già stava morendo. Ma dici ver? Attenzione! A cur! Come si chiama il paziente? Salvo! Salvo come? Salvo per miracolo, ci ha pensato tutto. Attenzione! A cura! Allora, controlliamo i parametri vitali. Sì. Pressione. Oh, Giorgio, ta su, capita? Ma che fa? A alzare tutto il tempo qua, ma ne vai, a casa, t'aspetta, tuo mucchietto vata la news. Ma che fa? Ci metto pressione, così. Attenzione, attenzione! Allora, procediamo. Sì. Cuore... Vita mia! Stupido! Shunzo! Prima mi dice cuore e poi... Ma io per il cuore intendo il miocardio! ok, adesso e ce l'hai io, non l'ho capito! Ognuno sa te l'uso, ok? Mio cardio, ci pensi tu! Attenzione, attenzione! Pronto, pronto? Sono pronto! Sì! Dottore, mi denchire! Che sì, succede? l'infermiera mi sta dicendo che c'è un altro paziente con le vene otturate! Ma otturate da che cosa? Un trombo! Dottore, un attimo solo, per favore! Otturate da che cosa? Un trombo! Un trombo! Dottore, a me non me ne fotte niente se lei è un tromba! Sparra su sto mucchiere! Se ne sto poi! Arrivo subito! Va bene, si inizia alla grande e cominciamo con eleganza. E qual è il modo migliore? Eccola qua, la nostra modella, guardate che figa, guardate che elegante, che charme. Si muove ed è classe. Già stava cariando. Sono bella. Sono bella. Ieri sera sono uscita per strada e non camminavo, ma sfilavo. Sì, infatti mi guardavano tutti. Per lo charme. Che cosa scontata. Ah, scusa, per l'eleganza. No, assolutamente no. E per quale motivo? Aveva una cagata di palomma. Sono bella. Ti sa, pigliamo Comunque adesso me ne devo andare. Sì, perché sono stata invitata ad una festa. Pensate, io alle feste vado scortata con un mezzo privato. Sì. Poco fa è passato Damier con un limousine, ma l'ho lasciato andare. Sì, poi è passato anche Jean-Pierre con un Ferrari, ma l'ho lasciato andare. Così nel Ferrari Sontasce, che cosa è andata? Cut
Forte Max con Megoceno. E qui non hanno riso solo quelli che hanno il T-Max. Io non ci trovo niente da ridere. Si va avanti, Va bene, Su che vanno anche su quel notato. A quanti siamo fattora? Allora, stai calmo, Allora, noi siamo manutentori, noi montiamo le porte corazzate e ci teniamo i doppioni delle chiavi per noi. Per quale motivo? Punga per recuperi poi! A quanti siamo fattora? No, lei non in testa nessuna fattura. Per quale motivo siete qui? Allora noi siamo venuti qui per aggiustare il condizionatore perché dice che non funziona. Infatti c'è gente che suda di qua, gente che suda di là. I condizionatori funzionano benissimo. E il soffitto la scende zocche! A quanti siamo a fattura? A quanti siamo a fattura? A quanti siamo a fattura? Ma perché dice tempo a quanti siamo a fattura? Perché avevi 5 anni che ci regalano sta penna ancora non l'ho potuto usare? A quanti siamo a fattura? Scusate, un attimo. Pronto? Ah, è la signora Branciforte! Chi c'ha l'aria come a muoia? Allora, ci scusiamo con la signora Branciforte. Allora, signora, no, noi questo lavoro non lo facciamo! Ma che lavoro fate voi? Allora, noi siamo professionisti. Noi abbiamo rifatto l'impianto a gas in un mattatoio e poi alla fine ci siamo accesi pure una bella sigaretta. Che è successo? Scoppia un macello! A quanti siamo a fattura? Allora, scusate, ce ne andiamo e togliamo il disturbo. Conti tutte No, che bene andate, che noi qua il condizionatore ce l'abbiamo in garanzia, quindi lo potete aggiustare. Ah, in garanzia? Certo. E allora RFAM? Che significa? Non ne t'ha fatto ai stato di fa un meno! A quanti siamo a fattura? Perdonateci. Scusate, che i manutentori. Momento poetico! Vorrei portarvi in un luogo che parla di voi, dove l'aria ha il vostro profumo e dove la vostra bellezza possa riflettersi in uno specchio d'acqua. E già che io vi amo, appena glielo cabaretta a cagare vi chiamo. Una persona veramente scorretta. Ci fa credere. Andiamo avanti. Peghiale! Peghiale! Polizia, Falchi, senza l'abbiamo fermati i sospetti che hanno rapinato con 2 brutte maschere. Ma quale rapina? Ma quale maschere? Perché ma volete che sta facciato? E infatti quelle che scende dalla moto e controlla. Ok. Ma come scendi con lei? Te l'hai detto 100 volte che sono letto da lavare! Ma che buffo! Ah, ma tu levate la maschera, non mi fate perdere te! Ma quella è la mia faccia! Ma levate la maschera adesso non mi fate perdere te! Oh, collega, però la sua faccia! E si vede che è nato così! Minchia che nasci sta a innavare! Allora, forse non ci siamo capiti, lei scende! A coccia! O te non gliela una boffa che pezzo vale danno a fare le cepontati che l'ha vista! Forza! Stiamo perdendo tempo, documenti! Qua c'è la mia carta d'identità. Ecco c'è la mia. Antonino Matranga, nato a Palermo, segni particolari nessuno, vabbè poi controlliamo meglio. Emanuele Minafò, nato a Palermo, segni particolari. Collega, ma che danne fuori te! Ma che c'entra, segni particolari! Chi sei tutto particolare? Ma non parole, ragazzi. Facciamo un controllo più approfondito in centrale. Dai. Centrale mi controlli Antonino Matranga ed Emanuele Minafò. Bravo. Come? Che dice? Ma tu sei Matranga di Sicilia Cabaret. Ah! E tu sei un maestro Splinter! Un sushi di tartaruga. Ma chi sono? Ma che schifo! Non sono Splinter. Vabbè, ci penso io, ti ho portato un prototipo assemblato qui a Palermo, in Sicilia. Praticamente è un robottino con le sembianze palermitane. Vediamo questo robottino! Signori! Il robot! Guardate che figo, ragazzi! Ma si accende pure, guarda! Che? Che pavo! Proprio per farci capire che è palermitano, sì. Guardate che figo, è molto bello. Allora fa un sacco di cose, ci sono le istruzioni. Aspetta un attimo. Allora, tramite l'app oroscopo può farci sapere come andrà il nostro weekend nella sezione incontri. Fai con me. Leone, weekend divertente con 6 ragazze svedesi. Mamma mia. Com'è? Tu, Capricorno, weekend divertente con 16 ragazzi africani. Ma io sono vergine. Allora mi sa contate via. Ma neanche se non lo era, secondo me.
Va bene, che succede? Low battery! Come si dice in palermitano? T'aggancia questa batteria! Ok, perfetto. Possiamo stare in modalità risparmio energetico? Vada. Bene, cazzo. Tu? Ah! Inghia che sogno molto. Vabbè, ma chi parlo con te che so che un mai temi? Batterie ricaricate. Allora la cosa figa che può fare questo robottino è trasformarsi in un oggetto. Basta dire modalità trasformazione. Modalità trasformazione attivata. Trasformazione macchina raggi X. Ma monetizzate! Ho capito. Che non se l'è mai fatto. Uscire via da lei come un vecchio 70 anni. Un cuore come un cristiano di 60 anni. Sì. Solo casa mi sono come un piccino di 10 anni. Ma se la mia ragazza è inutile, ragazzi. Ma se la mia ragazza è soddisfatta sessualmente. Aggiappai. No, ancora quando passi sotto la porta. Bene, adesso ci trasferiamo a Catania in un palazzo dove c'è una portinaia che si fa i fatti di tutti. Lei è Agata, la portinaia! Buonasera! Ah, che buonasera, che c'ho un buco! Nello stomaco. No, da cosetta, anche mi sta battendo il tu rosso! Scusi, ma lei è chi cecca? Nessuno, sono Minafo. Ah, non è quello che ha il gilerosto che abita a 4 piano? No, perché? Perché sembra un cuiango, assomiglia a un pette pollo. Un pettivo. Un pezzo di pollo, sì, ma mi sto sentendo male, sono nervosa. Sono troppo nervosa. C'è il signor Guannaccia che tutte le volte che mi vede comincia a fare a chiana gli scinni. A chiana gli scinni. E una volta mi tocca la mano, un'altra volta mi lascia il numero di telefono, poi fa finta che cade e gli sta le pandemie. Ci vuole provare. No, proprio me la vuole inflare. No! È vero? No! Come no, così? Non è un programma adatto ai Io non bambini. capisco che poi inventa le battute del Capassano. E poi mi chiedo, cioè per quale motivo? Scusa, ma lei a chi cerca? Che cerco? Sono matranga. Ah sì, non è l'operatore ecologico quello del piano terra? Perché dovrei essere operatore ecologico? Perché fai fede immunizza. Ma che c'entra? Sì. Quello vero. Comunque, Vabbè. io me ne devo andare che mi devo andare a pulire il pianerottolo perché c'è il signor Fisichella, poverino e vecchietto, che si è salito 4 cassette di acqua fino al 9° piano a piedi e mi ha bagnato tutto il pianerottolo. Si sono rotte sulla scala. No, con lo sforzo si pisciava un ingoggio. Bestia. Non sono tutti così i palazzi di Catania, noi ci siamo stati, c'è gente veramente fine, c'è nei palazzi è bellissimo perché ci sono sia gli anziani che le famiglie che i ragazzini che abitano, quindi c'è anche una grande città universitaria. Quindi tutte e 3 le generazioni Che abitano in vari palazzi, sì. E chi ce ne parlano? Ce ne parlano i Respinti! Ciao ragazzi, che bello! Siamo in diretta a Facebook e siamo ad un concerto! E sono, lo sapete con chi? Con mio nonno! Oh, vedi che ci sarà pure io. Non ci interessa, saluta nonno! Ta leggino, Paolo si tinci i baffi nivoro. Nonno, sei tu, è una diretta a Facebook, così tutti si fanno i fatti nostri. Non si fa. Vedi, non ne capisce niente di Facebook, che si è fatto solo Che fa cominciare, se devo sciarriare. Allora, non cominciate a litigare. Vi ricordo che siete qua per farmi prendere un sacco di like. Anzi, a chi ci sta guardando, papà, vuoi dire qual è la canzone che odi più in assoluto? Quella di Giovanotti, è stata 1992. Perché proprio quella? Perché fu l'anno che mi maritavo con tua madre. Papà, mamma ci sta guardando. Appena torno a casa. Incavazzonate. Se fece incocciare, dice a tua padre che pone una chitarra senza corde. E perché? Non sei banniante. Grande nonno! E tu dico in una intesa, può fare con la mosa. Io fanno scacciami il ruolo, Lascia stare il nonno e non digli queste cose. Ma se poco è ata. Mattia, Giovanotto! Non si fa. Nonno, ma non sta facendo niente, sta prendendo un po' d'acqua e zucchero per riprendersi. Ma che acqua e zucchero? Ai tempi miei concerti bevevamo veramente. A quello di Litteltoni ho bevuto e mi sono vomitato. A quello di Bobby Solo ho bevuto e mi sono vomitato. A quelli di Gigi D'Alessio hai bevuto? No, ma me lanzavo il stesso. Grande nonno, sei troppo figo. E dopo il concerto cosa facevate? Facevamo un bel falò e mi chiamavano sempre il primo di tutti. Perché il primo? Stavi a mettere in legna. No, che ne ha? Tu non pigli legna, sciamanetto. Ma perché sempre a me? Smettila di dire queste cose. Oh!
Ah, è arrivato un messaggio, ci chiedono qual è la canzone che ci identifica di più. La tua, nonno? Perdere l'amore perché sono romantico. La mia, applausi per Fibra. Perché sei giovane. La mia stasera vi butto. Perché sei una monnezza. E tu manco se volevo la differenziata. Ma sputo via! Dice buona, vai a sapere cosa fa un sciappo. Ragazzi, non dovete litigare. Ma se manco io, Ah, è arrivato un messaggio della mamma, dice che dobbiamo tornare immediatamente a casa perché devi aiutarla a fare le pulizie. È fissata con le pulizie, devo comprare pure il secchio e il bastone. È lo straccio. Non c'è bisogno, già c'è tuo padre che è un cannavazzo. Catchy all night long. She give me catchy all night long. Well, it's been such a long day. I'm kind of trying to bring her shooting on my way. My back is hacking, my body sore. Don't stop, honey. You know that I want more. She give me catchy all night long. She give me catchy all night long. She give me catchy. Do up a do a shoe, be do be do up a do a shoe, be do be do. Ringraziamo il maestro Massimo Scaligi, autore delle musiche di Sicilia Cabaret. Sì. Va bene, allora è importantissimo, questa è la nuova edizione, molti di voi ci hanno chiesto nella scorsa puntata su Facebook, ci hanno detto come mai le repliche, è stata una piccola pausa come facciamo tutti gli anni dopo il Natale, perché anche noi dobbiamo andare in vacanza e ora si parte fino a fine maggio, saremo con voi su Antenna Sicilia tutti i giovedì alle ore 21. Che la gente è abbastanza focosa. Hanno scritto t'ammazzo, me la fo, ti tagliero, te la metti i puntati. Stiamo arrivando. Ok, stiamo arrivando. Che Dio ce la mandi buona perché veramente è una cosa... Ma sempre a me avete mocca! Ai. La verità sai qual è? Con c'è più rispetto. È vero. Per quale motivo? Che è successo? Perché me ne succede un al giorno. Tipo? Per esempio, sta settimana sono andato dal medico, non stavo tanto bene, no? Allora mi fa, dice, tanto per iniziare facciamo una visitina. Dice, dica 33. A me. È una cosa che si dice qui, i medici dicono per fare respirazione. 30. Sì, ma me l'hai detto sentita? Vabbè. Comunque mi ha visto un po' incavolato, dice non faccia così, non è una cosa grave, dice sicuramente lei ha preso il fuoco di Sant'Antonio. Poi una volta che ci fotteva accendi. Ma no, per te. La verità sai qual è? Con c'è più respirato. Musica per il nostro Agis! Tutti insieme con la voce, breakdown! No! Isa cu breakdown, Isa! The King! Isa, mettelo in Sachesso, mettelo in. Che fai? Sono il suo collaboratore. Un piano che non ce n'è nel mondo. Tutissima la mamma. Grazie. Ok, allora il nostro Agiz che quest'estate ha fatto una tournée incredibile, ha fatto, pensate, il giro del mondo. Dove sei stato? Allora siamo stati a Baucina, Ficarazzi, Villabate. Tutto il mondo abbiamo girato. Paesini in provincia di Palermo, perché neanche li conosco. Però ci tenevo a dire una cosa, che sono felicissimo del successo che ha avuto nonostante io venga dal ghetto. Appunto, infatti abbiamo saputo appunto questa notizia che i vigili urbani ti hanno fermato proprio perché vieni dal ghetto. No, perché che la monizia lo baicone, capito? Breakdown!
sul Poviero stiamo. È esagerato, forse. Una scarpa si spunno. Perché Va bene. Male mi fa piere, botte le sale. Allora, il nostro Aghez che quest'anno oltre alla musica ha messo il ballo, Sì. ha messo la danza. Mi sto specializzando in una danza che è la breaky dance. No, break dance. No, io sogno sbreghetone, quindi faccio la breaky dance. Oh, yeah. E questa sera vediamo un passo tutti insieme e lo andiamo a imparare tutti insieme. DJ, se gentilmente gli sa cotoletta. Vai con le mani su, tutte le mani su. Break it down. Occhio al passo. Ma che passo è? Un passiamo a Roma. Bello. Allora, continuate a parlare sempre solo di Palermo, questo è un programma siciliano, numero 1. Numero 2, queste cose tipo catimmondizia, quest'anno non se ne fa. No, non c'è problema perché io quest'anno non sono più un cato di immondizia, ci tengo a dirlo, anzi secchio di immondizia perché in italiano perché cato non si capisce. Ecco, e infatti quest'anno ho capito qual è la mia vera natura, che questa la andiamo a vedere tutti insieme. Plof. Lo sciacquone. Sogno un fighi cacata, sogno. The King. E questa sera io ti nomino, ma soprattutto te scego. Te scego tutto, bella così. Passiamo al freestyle, perché sei specializzato in freestyle. Faccio le rime improvvisate. Sì. E quindi questa sera voglio improvvisare una rima con corda. Corda. Va bene, io ci provo. Se il maestro prega Dio, così io ne aiuto a fare partire la base. No. Perdonami, ma stasera te spero che tu. Scusami. E mi devo mettere la base io col telecomando. Ma io una pochi così fare. Allora Isa col telecomando, Isa! Vai con la base, mani su! Tutte le mani su, forza! Fateci sentire il vostro calore! E si battono! Occhio alla rima con corda! Gino, figlio di Piero, siamo coazzi del Ruggero. Si scemisero per farla appacciare, ma che cosa non si può aggiustare. La rima è pure bella, ma la parola corda dove sta? E ora va coi dai savai. Che fate? Siete una coppia. Cesso e cacata. Eccoli. Che fa? Ammaccata voloccia, Isa, bella così plof. Quando il bagno è pieno come ve lo portate? Un camioncino così Che schifo, ragazzi, vogliamo fare una rima bella, una cosa che faccia capire che c'è stata un'evoluzione. Allora, io ti sono venuto incontro quest'anno perché la seconda rima la farò sempre su temi che trattano il sociale. Questa è la cosa figa. Cioè, o capisse, pitbull, temi che trattano il sociale. I romani ti puoi acciccare un travaglio, pitbull, pitbull, è utile che ti chiami pitbull, a cantare sei sempre l'altro, capito? Beneficenza. Musica, vai! Forza ancora una volta le mani! Non ci abbandonate, mani su! Tutti insieme si battono il ritmo di musica, pronti? Occhio alla rima con beneficenza! Gina, figlia di Pina, va facendo con tutta chetina! A uscire via come cocò! Tant'è vero che si fece pure a menafoglie. E la rima con beneficenza? È più beneficenza di chissà, che bacicca! Che cazzo fai? Ma guarda bravo che ti sento tutto ballerino! Questi sono i frutti del mio maestro di ballo. Ah, c'hai un maestro di ballo? No, un ballo, io ballo la salsa cubana. Ti vedere. ho portato il mio maestro qua, vediamo. signori, José!
parla! Io so José, non mi faccio un vedere. Allora, il solito palermitano. Perfetto. Si sente come te facessi vedere. Cosa? Non ha visto niente. Questo è il solito palermitano di cubano, non ha niente. No. Mio padre è siciliano, mia madre è cubana. Infatti, sogno un fighi cubana. Può sembrare altro. Ci lo dicono tutta mia madre. Ma sei una cubana. Comunque si chiama come va Minafò a scuola? Ma Tranghigno si sta inserendo bene Minafò, solo che infatti noi abbiamo spiegato i passi della rueda. Della ruota? Sì, però a me non mi fanno fare niente, mi fanno stare sempre dietro. Perché tu sei lo tescoetta. Ancora se sboncioletto così no. Come ballate così? Dopo tutti questi allenamenti, hola. Saluta. No, hola. Faccio feti con i gonzola. Schifo. Tu sentiave? Sentiva con Allora, come funziona? C'è una ballerina che balla con lui? Sì. L'altro giorno l'ho fatto provare anche se ancora è scaisoletto sulle matragna. Praticamente l'abbiamo fatto ballare con la ballerina più brava della mia scuola di ballo. Solo che lui è ancora a livello base. E lei? Lei sync. Livello 5. No, si incazzerà bella. Ci pensi sto quel cagno. Te saluto Matragna. Di musica non vale la pena innamorarsi. No. Non vale la pena innamorarsi. Aspetta. Facciamo un po' di musica seria. Loro veramente hanno fatto un tour incredibile perché la loro musica è la lirica. E quindi presentiamo i Badaboom! Buonasera, grazie! Il maestro Scarici, un po' di musica, grazie, non sentiamo, maestro! Maestro, hai visto che belle ragazze stasera, c'è un sacco di belle... E io mi ecco la chiccia, tu ma mangiasse, che me mangiasse, oh fegato, c'è figa di qua! C'è figa di là, e c'è figa di su, e c'è figa di giù. Mamma mia, quante emozioni, oh cacchini panettoni. Se non la smetti di guardare, i renti ti faccio satare. Io lo so, queste cose non si fanno, ma il sasirio faccio danno. Zitta Firi, dillo di nuovo, e a casa ti faccio un uovo. Ma cosa dici? Sei impazzita? Io non guardavo come era vestita. È vestita tutta di scuro, ma non c'è bisogno che ci tagli un culo. Ti stai sbagliando. Guarda di là, non è come pensi. Guarda di qua, e c'è figa di qua, c'è figa di là. Grazie, lo sai adesso. Il Badaboom! Non vale la pena. Non vale la pena innamorarsi. Ma poi un'altra la sai, dai. Azul. Senza amore penso Azul. Tutto che sembra un cantante napoletano. Ma guarda, tu lo sai quanto amo il neomelodico. Però ho scoperto che non c'è il neomelodico solo napoletano. C'è anche il neomelodico catanese. No, ci sono i catanesi o i palermitani che fanno finta di essere napoletani. No, questo è proprio neomelodico catanese. E chi è? Questo è il mio mito, riempie i palazzetti. Signore e signori, direttamente da Catania, Salvo Zaurdo! Zaurdo già! Ma chi è? Guarda! Mamma mia! Chi è sto Dash, ragazzi? Buonasera a tutte le fan! Ma quale fan? Intanto volevo subito precisare che per ragioni incontestabili non potrò firmare autografi. E quali sarebbero queste ragioni? Non saccio scrivere. Che fa? Che fa? Che ma è? E come le scrive le canzoni? Sentiamo. Io le canzoni li penso con la testa. Li scrivo con il cuore. E le filtro dallo stomaco. E poi mi chiudo a bagno e i caco. Delle cacate incredibili. Senta, mi scusi, non ho parole. Questa è... Amore mio, sei la mia luce.
Però pa bolletta spero chiederla dopo. Ma che questa è la Catania per bene! La Catania per bene! Chi stai canni cavallo? Ma che schifo! Allora, mi raccomando. Allora, posso presentarlo? Presento perché ho sempre voluto presentare i neomolodici in piazza. Posso farlo tipicamente? Grazie, va bene. Ringraziamo il panificio, grazie. E Gigino che ci ha fatto trovare il posto. Ciao Gigino. Questa canzone parla di una notte con una sconosciuta. Con Notte di tormento canta Salvo Zurdo! Urto che cantaleggia vuol dire sasso, Chi è? Non ho parole. Quella sera ho incontrato una donna da paura e non sai come finisce. Ma che schifo! Ma che data? Dopo un bel aperitivo fumo mezza sigaretta e mi porta a casa mia. Non riuscivo più a trovarla, me la proprio in quel momento che sdraiata stavi tu. Vabbè. Ad un tratto la ragazza le lenzuola tira su. E che è successo? Sentiamo. Minchia lo feto, non capi più niente. Mi stavo sentendo male veramente. Che schifo! L'unica cosa che capi solamente. Cosa capi? Che chi sta o fideva do culo o fideva dei renti. Ma che cazzo? Non ci posso credere! Salvo tutto, signori! Un maestro! Grazie! Ma che ha? Grazie Tony per questo regalo che mi hai fatto. Ma che regalo non fa? Non sapevo di arrivare a questo punto della mia carriera. Ecco io me l'aspettavo. Ma questo è un essere sgradevolissimo, guarda, una cosa veramente allucinante. Madonna mia. Mai visto una cosa così schifosa. Ne hai visto su con nella mia vita, ma non come te! Aia! Mi vieni rovesciato! Vabbè. Mamma mia, ragazzi. Scusate l'intrusione. Camminavo marciapiedi, Sì. che mi va a fare un giro nei contenitori. E un ritorno passando da qua ho detto Ciasso, un ciasso, ciasso, un ciasso. E trasivo. E quando trasivo disse cucciovacchio nei contenitori. Perché? Tale che cose ricarichi c'è su qua. Ma poi che ridete a queste cazzate. Ma ragazzi, siete voi a rovinare il programma, siete voi. Che fa? Schifo. Signora, Che schifo. la mia presenza la infastidisce. Direi. Si rilassi. Io tra un minuto me ne vaio. A suo marito invece se la vanno a casa. Giacchella! Dai! Aia! Mi vedi Stavolta abbiamo rischiato. Io che ci scavaglierò notte fra tutti i miei. C'è questa parentela. Se la passano male. Perché? Perché al nord fanno la differenziata. Giustissimo. Un vitro con vitro, la plastica con la plastica, l'organico con l'organico. Che fa così, è giusto. Che vergogna! Che si fa così? No, non si fa. A Palermo siamo fortunati. Nei cassonetti trovo il zoccheglie. Vidura, lattine, frigorifere, lavabiancherie, materassi, rete, baciurre, poete, pezzi così. Canuscio un chissiano che in un cassonetto ci sono 4 mura e ci ficia a casa a suo figlio. E la cosa bella che paga manca la monnezza. Ci sta la monnezza. Aia! Mi vieni rovesciato. Comunque è veramente tremendo, ragazzi. La gente tutta insieme, tutta la Sicilia sta pensando cosa ci fa un essere così spregevole, schifoso, lurido sul palco del convento. Infatti, ma domando pure io.
Che ci fai su capaico? Fai che un lazzo ma sai che le ticchie vomitate! No! Aia! Me ne Fuori! Pubblicità! Come fa? Queste pubblicità pensate da autori nazionali, ma come sarebbero qualora fossero state pensate da autori siciliani? Ma prima l'originale. Salame Napoli, salame ungherese, salame Milano. Se vuoi la qualità, scegli Negroni. Le stelle sono tante, milioni di milioni, ma quella di Negroni vuol dire qualità. Se Negroni si sente. Ragazzi, Ci mancherà. Ma stai scherzando, Tony? Dai. siamo in fascia ancora protetta. Ma per dai, fare queste dai. qua cose. Puliti. Mi raccomando. Ma che fa scherzo? In Sicilia. Che ti piace o salame? Lo sappiamo, facciamo qui. Quale vuoi che do Napoli? Ungherese o Milano? Secondo me tu vuoi salame Negroni. No, Negroni. Salami ce n'è tanti, milioni di milioni, ma chi duru Negroni vuol dire quantità. No! Sei Negroni? Va bene, adesso è il momento dell'ospite musicale, ce ne parla il nostro Lorenzo. Allora, questa sera noi accogliamo sul palco di Sicilia Cabaret una cantautrice agrigentina alla sua prima esperienza da solista. Il suo videoclip I'm Here lo potete già trovare su YouTube, mentre il brano lo potete già ascoltare su tutte le radio. Arrangiato e prodotto da Peppe Milia con la collaborazione di Roberto Macri. Signore e signori, I'm Here canta Erika.
Le nuove selezioni di Miss Mondo vedranno tra le protagoniste Jessica, Sara, Martina e Alessia. Facciamo un applauso, forza, invogliamo queste ragazze. Brave. Bene, ci stiamo provando, ce la stiamo mettendo tutta, la classe è quello che vorrei portare su questo palco perché... Casugno! La classe ti ha portato Piero Tenzi! Che te la pongo, yeah. Poesia! Ci siamo appena usciti da un momento di classe, ragazzi. Come possiamo fare entrare? Belli se stai. Su che punta? No, allora. No, ragazzi. Schifo. Se voi ridete, no, ma che schifo. Ma io riprenderei la gente che dirà. Madrang, noi facciamo di tutto! Fessini, che dolore che non ne ride! Io la prego, io non mi resta ondulatorio, sussultorio. Non mi resta che pregarla di sparire da questa città, da questo lei proprio è lo schifo, rende questa città uno schifo. Io? Grazie alla sua immagine. Io? Si lei è un tascio. Si sta pigliando la questione, che è? Io sono tascio. Perché tu non vuoi il tascio? No, non voglio il tascio. Un bolutascio. Avevo lì nella sacchetta e si sente mezzo coccitacca senza soletta stasera. Se scuida soletta. Ma perché ride la gente? Io non capisco questo. Adesso a casa ha pure la domestica che gli fa le pulizie. Ma sono una persona. Abituato c'era. Tu scudessi quando passava la scopa la scegliavi su tutto il tappetino. Lo faccio ancora. Quando me ne occupo io lo faccio, per questo c'è la domestica. Ondulatorio o sussultorio? Mi faccia questa cortesia alla città. Di cosa ha fatto? Faccia qualcosa. Forse non ha capito che ha fatto questo. Questo ha fatto la continuazione del film Il 7 e l'8. Quale sarebbe? 9 e 10. Lo mando. E c'è la rivoluzione. Lei non sa la novità. La novità, oltre a ballare che fa? Canta! Ma ti puoi immaginare che viene fuori lo schifo doppio al quadrato? Cioè lei continua perpetuamente ad esporre il suo disappunto. Pertanto rimango irremovibile nel consacrare che ho sviluppato l'arte del canto e dell'autorato. Devo ammettere che sarò rimasto stupito pure io. Ma Cuccote non ci può da scalogna. Avete visto? E questa sera ho portato un brano che ho dedicato a lei, alla sua persona, soprattutto a questo bell'abito al quale lei è molto affezionato. Infatti se ci va qui il capo con questo vestito schifo. È la prima volta che lo metto. E allora signori, cominciamo con la coreografia e tutti appresso a me. Tutti dietro di me. A te che ti piace Vireci. Allora, sembrerebbe quasi che le risate sono registrate, invece abbiamo un gruppo di fanghi qua. Allora, cosa vuol dire chiodo da 10? A lei che cosa le piace? Ah, rondella. La forma circolare. Significa, io non lo capisco, veramente. Il circolo. Vado con la canzone. Vado con la canzone che fa esattamente così. È 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 7, 8. E con lui te me lo puoi patacchi da sgrasciare buono. E allora signori, non l'ho mai detto questo spot. siamo pronti con la musica. Vai maestro! Musica! Hai prurito, cazzo, hai sempre lo stesso vestito. Quando ti sei spostato credo che ho sentito. Bravo Piero Tenzi! Un artista brillante, esuberante, ma soprattutto stupefacente! Ma stupefacente di che? Oh, Elba, Coca-Cola, fammi Nella canzone della prossima puntata avevo utilizzato la parola brusura. Ma che schifo! Gliel'ho tagliata. Ma sei Comunque se hai fatto una certa non c'hai fame, tu un po' di fame. Alto Sochi! No, grazie. Andate a letto i bambini. Amore Sochi! No, non mi fate dire.
Vuole dire che nella sua lingua la parola suki vuol dire amore. Devo dire amore. Amore suki. No! Non lo dica così. Che ti mangia? Dopo bello. Noi lo chiamiamo sushi. Allora, chiamate sushi, sushi antico, sushi debole, sushi mollo, sushi forte. Non c'è bisogno. Allora, spieghiamo alla gente a casa con che cosa va questo suki. Tu chi ti mangia? Per te più buonissimo con la frutta, suki frutta. E te frutto tropicale, guarda, ho fatto suki con ananas. Bello, suki con ananas. Vedi, questo piatto è dedicato alla mia ragazza. Come si chiama? Anna. Allora, dedicato ad Anna. Ananas suki. Non le conviene. Perché? Non le conviene. Chi se vuole invitare tutti. Perché te ride? Tutte le volte ti è difficile lavorare. Io ho capito. È difficile. Io non suki, ma dai, io non suki. Che la gente di siciliano è un po' difficile. Perché? E io do pure gadget. Guarda che faccio la pubblicità. Guarda che bello questo. Allora, perché assaggia il suki che comunque è un prodotto nuovo? Sì, questo è un telo, te lo male. Vi regaleranno un telo. A tutti quelli che io non suki, te lo suki. No, non ci piace. Lei deve spiegare alla gente con un programma radiofonico, televisivo, cosa vuol dire. Ti conosci il programma televisivo che va sul cielo. Ok, guardate questo programma. Cielo succhi alle 22:30. Signore, che tocchi. Signore, te non ce la fai e ce lo succhi la mattina presto. Lo preferisco, ma allora ascolti. Non è male come idea, però no. Tu desideri succhi da me? No, grazie. Sì un fang! Ma come ti permetti? Sì un fang! Io non so. No, ti un fang mi attenti a domicili. Si un nome, fang cognome. Poi allora, lo chiamo, lui si chiama Fiuncan che ha detto, fai chiamare un fang. Aspetta, si chiede, che devo? Patica, tiro, si da, patica, menafo, chi menafo. Tutte queste parole anche Minafo, che significa? Parolaccia terribile, menafo. Va bene. C'è la segreteria, però tu dice, vai tranquillo dai ragazzi, vai e porta succhi, teatro, gatto blu. E io qui portando succhi. No, qui non siamo a Catania, il gatto blu si trova a Catania. Questo è il teatro convento. Sucate! No! C'è bisogno. Minchino! Lei deve andarsene! Perché ti vado via, tutto terribile! Però signore, io voglio approfittare di tanta gente. Posso fare slogan di mio prodotto? Sì, faccia slogan l'ultimo perché poi cambierà finalmente, speriamo. Tanti gusti, prelevati, soddisfatti o rimborsati! Succhi! Dai! Colpa di Spagna! Riuscirà il nostro eroe stasera a conquistare Giuliana! Alejandro! Siamo todos... Tonis! Se proviamo! Tonis ci proviamo! Vai Alejandro! Paratigo sta impazzendo! Chi si sopra di cercare! C'ha solo un piccolo problema! Qual è questo problema? Che mi fa solo ciarare! Tony! No. Che devo fare sta camera? Parli, non lo so, faccio qualcosa di romantico. La poesia! La poesia, una bella poesia, dai. Giuliana! Dimmi! Paramei! Ma prova, non lo so. Paramigo! Tu sei bella come il mare! Come il mare! Come la riviera! Come la riviera! Però c'ha a finire di fare la profumiera! C'ha a finire! Cicchino! Ma successivamente veloci! Mi sta scoppiando la spada! Ma come ti permetti? T'accattare un baciatica! Io sei una profumiera! Non è una profumiera! Se tu che ti metti sta zicca! Ma non è vero! No, ma magari è solo innamorato. No, a chi ci piace un pelo? Ma non è la verità! Allora, dimostri che non è la verità. Ma perché non capisce che è semplicissimo? Come sai? Come si... Liberarsi di me è semplice! Allora, adesso ti darò un consiglio per liberarti di lui. Bueno. Vai, prova. Se tomami, io me levo da chi? Se tomami. Se tu lo ami, lui si leva da chi? Ah, ma tu non ti puoi amare? Perché? Perché già sogno zita! Zita! Che ho fatto tutti sabello per niente! Lo sapevo, almeno informati se è libero o no. Ma che spagnolo? No. Ma nessuno che mi ama, Tony! Ma perché? Ma poveretto, non ti preoccupare, un giorno troverai qualcuno che ti amerà, non ti preoccupare.
Quindi, almeno tu? Almeno io cosa? Almeno tu, mami! No! Almeno tu, mami! Almeno tu, mami! Sta dicendo almeno tu mi ami! No, stavo dando una caputo buono! Mi sta scoppiando la sperata! Almeno tu, mami! Almeno tu, mi prego! Ma che gente di merda sta settimana, veramente! Allora, cerchiamo di far diventare questo palco un palco dove salgono attori, dove salgono professionisti. Casoglio! Vi ho portato Gianni l'attore! Non ti aspettavo! Bravo Gianni, grazie assai! Poesia. Cioè lei si dice bravo e si risponde da solo. Grazie assai! Non le ho detto bravo. Io sono Gianni comunque. Piacere. Piacere. Ci conosciamo già. Ci siamo visti? Sì, più volte. Quando ci siamo visti? Sempre qua su questo palco. Oh, chi serve problemi? Io non conosco a chi. Non la conosco a lei. No, ci vediamo tutte le settimane. Ci vediamo tutte le settimane su questo palco. Lei è quello famoso che... Gianni sono, sì. Che dice solo io sono Gianni. I problemi sono assai. Sì. Il capotirante so, Mi ascolti. Lei non è un attore. No, sono Gianni. Ho capito. Che fa? La trasmissione del pensiero. Oh, la trasmissione del pensiero. Lei non sa fare nulla. Ma che sta dicendo? Da bambino questo diceva la famosissima frase: vedo la gente morta. Ah, faceva il sesto senso? No, mio padre faceva un becchino. Che ne petta assai. Uno ci assomigliava a lei. Consato. Senta. Sa cavattina sei. Senta, lei non è un attore. Ma che sta dicendo? Si è rifiutato pure di fare il film premio Oscar Philadelphia. Perché? Sogna allergica alle latticine. Che poi poncio tutto. Non era Philadelphia quello che si mangia. Mi Philadelphia è piace. un famoso. Sta parlando di un calti. Blocco chi? Ma che problema ha? Lei ha fatto film veramente? Sì, ora sta uscendo un nuovo film. Nuovissimo, la continuazione di Brevard. Ma qual è? Sarebbe la continuazione di Brevard? Bravo Gianni, grazie assai. Sono io quello là. L'hai riconosciuto? Certo, lo riconosco. Mi conosce allora lei? Bravo Gianni, grazie assai. Sì. La continuazione. Sì, la continuazione secondo. E come funzionano i film? Vorrei capire come funziona il suo film. Dura 2 ore e mezzo questo sì. film. E qual è il testo di questo film? Io sono Gianni. Esatto, no, no. Cioè per 2 ore e mezzo io dico io sono Gianni. Lo dico piano piano. Io sono Gianni. Lo dico io sono Gianni. Un crescendo. Cambia sempre. Crescendo. L'importante è 2 ore e mezzo così. È molto bello. Nessuno verrà mai a vedere. Nessuno. Un sacco di gente viene. Io ho le fans. Le fans. Le fans. Diglielo, cos'è questa, Gianni? La lettera delle fans. Le fan di Gianni che scrivono a Gianni per Gianni. Diglielo, La va a cacare a lei. Ma calcola nudo. Vediamo che scrive. Lei Ciao. Ciao. Sto leggendo la lettera. Come dice lei? Sta leggendo. Ciao, io sono Franca. E io sono Gianni. Sto leggendo la Ho lettera. sempre la lettera che poi ogni tanto. Mi piaci tanto e vorrei vederti dal vivo, ma non posso perché lavoro tutto il giorno con mio marito. Lo vede sempre così. Tutte vogliono impolpettare con me. Fai tu, Gianni. Impolpetto, impolpetto. Lei impolpetta così. Cosa impolpettata veloce? Vediamo quella lenta. Poesia. Vuole provare? Spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Quindi tu impolpetteresti con questa signora? E se ti scopre il marito? Mi commuoio a dire perché stai riuscendo la fila. Sento fritto per ora. Sogno cavolo. Non penso la recupererai. Molto bravo, grazie assai. Allora lo mettiamo niente al mare. Sì, vediamo. Bravo. Bravo, Non mi piace più. complimenti. Grazie assai. Facciamo un colossal. Ha presente il buono, il brutto e il cattivo? Sì, allora, aspettiamo. facciamo il buono, il brutto e il cattivo. Brutto fra voi tre sarei io, va bene. Allora, lei arriva da dietro e dice la famosissima frase: vado, l'ammazzo e torno, mentre lui sta cucinando. Ok, tu Mi stai raccomando. cucinando. Sì, esatto. Vai.
Ce l'abbiamo la musica? Perfetta. Ti metti di dritto. Stai facendo 4 uova. Piglialo. Mi sa che la pistola già è carica. Amoni Gianni. È brutto. No, Gianni sono. Vado, l'ammazzo e torno. Che ci sento scrivere pigliare un pane. Bravo Gianni! Ci facciamo per il signor Mandaglia! Fatemi voi sapere. Alla fine! Come faccio a cambiare quella battuta? Almeno loro sono giustificati perché sono fusi e sono i 4 gusti! Pace! Ma che hai fatto? Che mi hai rotto il tallone di Achille! Mi hai rotto il tallone d'Achille! Non ti ho rotto il tallone di Achille! Sì, che me l'hai rotto! E chi ci chiancia? Mica tu, è da Achille! Ma è da Achille? E chi suonava scritto? Mica che sogno foso! Siamo hippie, non possiamo litigare, fate pace. Facciamo pace, però with these mistakes you look like an old picture. Che significa? Queste baffe pare un quadro antico. E mi maestro ogni volta mi insulta, ma lei niente può fare. E che fare? Mi c'è sciarriare. Maestro. Sì, però lei mi dice sempre che fare mi c'è sciarriare. Allora scannalo. No, maestro! Dai! Maestro! Non vi dovete litigare. Ma lui fa E poi è vero, questo pare sempre un quadro antico. Dato un'idea! Ce ne andiamo al Museo delle Cere. Bello il Museo delle Cere! Io al Museo delle Cere voglio vedere il muro di Berlino. Ma non c'è. Sì, ma prima c'era. Bello, invece io voglio vedere Karate Kid. Karate Kid? Sì, metti la cera, togli la cera. Maestro, lei ci vuole andare al Museo delle Cere? No! E perché? Perché già sogno tutto squagliato. Maestro. È tutto squagliato! Minchia che sognoso! Basta, non ci andiamo più al Museo delle Cere, allora andiamo in un altro museo. A quale museo? Io per esempio voglio vedere la Leonardo della Gioconda da Vinci. La pigliamo male, chissà proprio. Io invece voglio vedere quel quadro, quello là, l'urlo di Munch, che tocca fare così. A essere più fusivi. Io invece voglio vedere la persistenza della memoria. Di Salvatore Dalì? Boh, per te da lì, per me da qui. Punti di vista. Maestro, è lei? Notte stellata di Van Gogh. E perché? Perché più oscuri di mezzanotte un po' fare. Maestro. Che oscuri mezzanotte un po' fare. Minchia che sogno. Dale, quanto ce n'è come a mia, vedi? Comunque a me del museo non mi piace la fila. Io per evitare la fila ogni volta ci vado la mattina presto, così faccio. Io lo sai cosa faccio invece? Mi faccio mettere incinta così mi fanno passare. Ma tu sei un maschio. Sì, ma se mi giro per un film, Natale. Minchia che sogno fosa. Mi viene naturale, sai? Io invece ci vado al massimo! Sì, sicura che c'è ZTL. Che flash! Maestro, e lei per evitare la fila? Mi stai a casa! Si sta a casa! Minchia che siamo cose! Picchiati la vita che ti passa! Un lapino! Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo scherzare? Ma l'ha preso per un cretino! Un lapino per un pizzo parafango, non è! Un neo parafango, non è! Ma calano come per un fango se tu! Ma allora tu vuoi assaggiare? Ma allora mi lavaro il giorgio! Così!
Tu mi verrai così, ma forse tu non lo sai, ma io sogno un coinoto. No, perché lo sanno tutti che sono coinoto. Ma allora devo lasciare via, allora me lavo giù, telefono a mano, me lavo giù bottina, così capisce l'entità lo danno. Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo scherzare? Ma ha preso per un cretino! E cielo, ma tu non conosci i cristiani! Invece di pagare, o non vedessi che danno facesse! Ah, cavolo, danno più grosso vedere che ho fatto da padre. Non ci vede che te scanola, me la voglio giocare, ammazza baciato, ammazza brerea, malanzino, dalla che sogno giallo, minchia che anziano. Così che ho già sete, che ho botto fatto quando cadete in terra. Ma tu sai con cui stai parlando? Senti. Io sogno i nipoti Giovanni. Giovanni. Chi quando chiama è sempre occupato. Ma Giovanni come? Giovanni Gabbanetto. Io conosco a Totuccio, quello che c'ha il negozio di sci. A Totuccio come? Totuccio Scemoneto. Totuccio Scemoneto, che sta a comandare Eddo. Comandare Zio Ciccio. Lo zio Ciccio. Che quando si è cammare è sempre a galla. Ma Ciccio come? Ciccio Uscionzo. Vedi che Ciccio Uscionzo è me cucino. Vedi che è mezzi. Non mi rende caso figlio razza per pena! E tu così! Manuele! Ma non è lo schifo! Che non si vede! Così pazzi! Oh! Meno male che me l'avevo giù oggi! Senti, ma ora ti giù questo parafango, non ti preoccupare per l'amicizia, per la parentela, tranquillo, o la peno, parafango, non l'ho avuto mai! Allora pensate me che hanno poco! Dai, carichi sulle mani, dai, voglio vedere carichi. Dai. Che ci siamo levati di mezzo le vacanze natalizie. Io oramai che sono più grande l'ho vissuto in maniera diversa, perché non so voi, ma quando ero piccolo mi piacevano di più, cioè perché c'è un momento del Natale che è bello. Quando arriva Babbo Natale, che bellissimo, mi ricordo, ero felice, solo che una volta ho fatto caso che Babbo Natale arrivava nel momento in cui se ne era andato via mio padre. Poi mio padre tornava quando Babbo Natale se ne andava. Sono andato a mio padre e ho detto: papà, ho capito una cosa, tu te ne vai e lui viene, lui se ne va e tu torni. Vedi che Babbo Natale sa fa con la mamma, cioè io mi stai dicendo, cioè, perché giustamente ero molto legato a Babbo Natale da piccolo, qualunque cosa gli chiedevo lui me la portava. Solo che una volta gli ho chiesto la Ferrari e quel giorno è arrivato mio padre e mi ha detto: guarda Simone, devo dirti la verità, Babbo Natale sono io, ero io che ti facevo i regali. Giustamente io a questa notizia sono scoppiato a piangere. Mio padre mi fa: ma sei grande ormai, perché piangi? Perché non esiste Babbo Natale? No papà, perché io tu come mi chiama a catta la Ferrari, cioè, ci ho provato, però quando ho scoperto la verità ho visto il Natale in maniera diversa e mi sono spiegato molte cose che magari prima non capivo. Cioè una volta mi ricordo, centro commerciale con mio padre, Mano e Manuzza, da lontano vedo Babbo Natale che si fa le foto con i bambini e penso: ma se me pace qua e Babbo Natale da me mace, cucù minchia è, cioè sta combinando che ci sono giustamente cose, però la parte bella alla fine sono sempre quelli, i regali di Natale è una cosa favolosa. Perché? Perché tu ci pensi tutto l'anno per regalare il regalo a Natale, no? Infatti non si deve mai scoprire che cosa hai regalato e si fanno tutti i pacchetti uguali, tutti quadrati e tu ci provi a indovinare, non ci riesci mai. Se una volta ci sono riuscito io con mio padre, ho detto: papà, quest'anno secondo me mi hai regalato un cane. Mi fa: come l'hai capito? Perché c'è un pacco che sta pisciando sotto la live, cioè secondo me è un cane. Però anche quest'anno, nonostante sia cresciuto, ho voluto scrivere io la lettera a Babbo Natale, ve la volevo fare sentire proprio come l'ho scritta con la musichetta. Beh, ho scritto proprio: caro Babbo Natale, anzi caro papà, anzi caro babbo, così piglio tutte le cioè quest'anno ti chiedo che ci sia l'unione tra le famiglie, che non ci siano più le guerre e che in questo mondo regni per sempre il vero amore. Bene. Minchiate, ci domandava la Ferrari. Che bello! Il pubblico è più bello che Cristiano è il posteggiatore che non si vede da tanto tempo.
Perché sono stato nella nostra chiesa. Perché voi avete una chiesa? Abbiamo una chiesa per i cani. Qual è? La chiesa Rosan by Night. E magari avete pure un prete. Un prete eccezionale. È uno che ci segue nel cammino. È un pastore tedesco. E perché è andato in chiesa, ci faccio capire? Purtroppo sono andato a dare l'ultimo saluto al mio padrone, Francesco, che ci ha lasciati. Francesco era un bravo ragazzo. Francesco era un posteggiatore abusivo che lavorava qui, fuori al convento. E non chiedeva mai dei soldi. Se glieli volevi dare, glieli davi. Se non glieli volevi dare, comunque aveva sempre un sorriso per te. Precisiamo, fare il posteggiatore abusivo non è una cosa buona, né se sei una persona gentile, né se sei un fango. Ma in qualche modo in questa città si dovrà pure campare. Francesco aveva una moglie e 2 figli e ci ha lasciato a 36 anni. Francesco aveva un sacco di amici che gli volevano bene. Ed io lascio il personaggio del cane del posteggiatore, che è nato con Francesco e senza di lui ormai non ha più motivo di esistere. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Questa puntata è dedicata a te. E dietro alcune cose sporche a volte ci sono le persone. Siamo sicuri che questa cosa farà parlare tanta gente, ma noi non salutiamo il posteggiatore abusivo, ma salutiamo Francesco che era una grande persona. E quindi ciao. Ciao Ciccio! Ci vediamo il giovedì prossimo! Ciao Ciccio!